Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. È stato terribile, siamo stati seviziati fisicamente e psicologicamente. La drammatica testimonianza di Alessio Catanzaro, l'attivista catanese della flottiglia, sequestrata dagli israeliani, trascinato come gli altri nel porto di Ashdod e rientrato solo la notte scorsa a Mantova, dove abita. Mondello, politica e cittadini divisi sulla decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa di lasciare la gestione della spiaggia ancora per una stagione alla italo-belga, come da più di un secolo, malgrado polemiche e battaglie. Gela, un fedele della Chiesa Madre, accusato di abusi sessuali su un giovane anche quando era minorenne. 3 sacerdoti ascoltati dai magistrati nel processo. Catania, capace di crescere a 34 anni dalla strage mafiosa, centinaia di studenti di Librino partecipano all'iniziativa della Fondazione Ebbene dedicata alla cultura della legalità. Ancora a Catania il flop delle piste ciclabili, sosta selvaggia, niente ciclisti sul percorso destinato alle 2 ruote, furgoni che scaricano merce, motorini eppure, come vedete, rigogliosi cespugli. Il cantautore bungaro dedica un brano a Antonio Montinaro, il caposcorta di Falcone trucidato dalla mafia a Capaci, una canzone struggente nata dall'amicizia con la sorella di Montinaro. Calcio, sale la febbre dell'attesa per Ascoli Catania, rossazzurri in partenza oggi per le Marche, partita aperta nel pronostico, Toscano studia le mosse per fermare gli attaccanti bianconeri. Calcio, ancora botta e risposta tra Palermo e Catanzaro dopo l'accesissima semifinale playoff. Per il rosanero è tempo di voltare pagina, la ripartenza rinnova la panchina a Pippo Inzaghi. È rientrato questa notte a Mantova, a casa sua, il catanese Alessio Catanzaro, attivista della flottiglia sequestrato insieme agli altri italiani, tenuto prigioniero in Israele. Ai nostri microfoni denuncia i gravi e continui soprusi subiti. Ascoltiamolo. Siamo stati rapiti e portati in una nave prigione, un vero e proprio lager galleggiante, in cui siamo stati stipati in più di 200, in quelli che erano meno di 100 metri quadri, senza nulla per dormire, con solo magliette, senza vestiti, senza coperte. Ogni volta che provavamo a chiedere coperte o qualcosa per coprirci, le nostre richieste venivano accolte con spari dall'alto, spari sulla folla che hanno colpito diversi compagni, alcuni dei quali sono in ospedale. Quando siamo arrivati al porto di Ashdod ci hanno iniziato a seviziare psicologicamente e fisicamente in ogni modo. Siamo stati inginocchiati per ore in più posizioni, con manette, con fascette. Siamo stati condotti in una prigione nel deserto e lì ulteriormente siamo stati fatti inginocchiare per ore. Le persone anziane che non riuscivano ad alzarsi venivano picchiate nel momento in cui non riuscivano a stare in ginocchio o in cui cascavano dalla posizione di stress. E è passata un'intera giornata poi così, quella di mercoledì, in una condizione di incertezza in cui venivamo costantemente trasportati da una cella all'altra, ammanettati, mani davanti, mani dietro la schiena, un'esperienza terribile. E poco fa si è appreso che il gruppo di avvocati della flottiglia sta valutando una denuncia per tortura
in merito alle condizioni in cui gli attivisti come Alessio sono stati trattenuti in Israele. Gli avvocati stanno iniziando a raccogliere le testimonianze degli italiani che sono rientrati a casa e integreranno una precedente denuncia querela già depositata in procura a Roma. Torniamo in Sicilia a Niscemi. Dopo la visita a sorpresa della Premier Meloni e l'annuncio dello stanziamento di 150 milioni, gli sfollati continuano a chiedere risposte concrete e tempi certi per i ristori. Gerry Italia. All'indomani della visita della Premier Meloni, tra gli sfollati prevalgono ancora incertezza e paura che gli annunci possano non trasformarsi rapidamente in interventi concreti. A Niscemi, dopo mesi di emergenza e abitazioni abbandonate, la visita della Premier ha riportato al centro il tema dei fondi destinati al territorio colpito dall'evento franoso. Nel corso dell'incontro in aula consiliare con i rappresentanti delle famiglie evacuate, la Meloni ha assicurato che già oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe mettere in campo 150 milioni di euro. A portare le preoccupazioni degli sfollati al tavolo del confronto è stato il presidente del Comitato Evento Franoso Francesco Rizzo, che ha chiesto rapidità negli interventi e continuità nelle risorse per evitare che i fondi annunciati restino un provvedimento isolato, un confronto diretto, a tratti anche teso, che però il Comitato alla fine definisce positivo. Noi abbiamo rappresentato le esigenze dei cittadini, ci ha rassicurati che stanno lavorando per dare le risposte a tutti i cittadini, per dare un equo indennizzo e per far rientrare i cittadini che non hanno perso le case al più presto nelle loro abitazioni in sicurezza. Due le direttrici annunciate dal governo: da una parte la messa in sicurezza del territorio e il ripristino delle infrastrutture, soprattutto quelle viarie, dall'altra gli indennizi per le famiglie che hanno perso la casa e le demolizioni degli immobili dichiarati inagibili. Adesso però più degli annunci gli sfollati aspettano i fatti. Tutto passa dall'esito del Consiglio dei Ministri e dalla tempistica con cui le misure promesse diventeranno operative sul territorio. Mondello, all'indomani della decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa di lasciare ancora per una stagione la gestione della spiaggia alla Italo-Belga, politica e cittadini divisi sulla scelta dei giudici. Maglio Viola. Sono iniziati questa mattina i lavori preliminari commissionati dalla società italo-belga per preparare la spiaggia di Mondello al montaggio dello stabilimento per l'estate 2026. A poche ore dall'ordinanza del CGA che riconsegna la spiaggia allo storico gestore sospendendo la decadenza della concessione stabilita dalla Regione a febbraio, Palermo si divide fra chi gioisce perché l'estate è salva e chi si indigna perché avrebbe voluto la spiaggia libera. Le ordinanze si rispettano, dice il presidente della Regione Renato Schifani, mentre l'assessore al territorio e ambiente Giussi Savarino guarda già al prossimo anno, al 2027. Cominciamo a organizzarci per l'anno prossimo, quando invece il Comune di Palermo avrà già approvato il PUDM e avremmo fatto perfettamente in tempo se non ci fosse stata la sospensiva del 25 aprile. Critica invece la decisione del CGA il presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici. Il fatto che si sia accolto a tempo dimostra che il CGA probabilmente è entrato in una materia che non era di sua competenza. Parla di sconfitta per i palermitani, di ombre e retroscena invece Ismaele Lavardera, che ha convocato addirittura una conferenza stampa. Io oggi sono nelle condizioni di dimostrare che il presidente della regione Renato Schifani non voleva assolutamente togliere questa concessione all'Italo-Belga, che davanti alle telecamere ha detto una cosa e poi sostanzialmente all'interno dei palazzi della regione ne ha detto un'altra, e ovviamente invito il presidente Schifani a querelarmi per diffamazione. Dalla Italo-Belga si pensa a far partire la stagione, ma si risponde a distanza alla Lavardera. Assistiamo ancora a incaute dichiarazioni, affermazioni gravemente lesive e attacchi personali, si legge in una nota. Respingeremo questo atteggiamento improprio e sovversivo, esercitando il legittimo diritto di difenderci come la legge ci consente. A Gela, 3 sacerdoti ascoltati dai magistrati in un'aula del tribunale nel processo che vede imputato un fedele della Chiesa Madre accusato di abusi sessuali su un giovane, anche quando questo ragazzo era minorenne. Gerry Italia. Una processione di sacerdoti, questa volta lontano dall'altare, è diretta verso il tribunale. È il quadro che si è presentato davanti al collegio penale presieduto dal giudice Fabrizio Giannola, dove sono stati ascoltati 3 testimoni chiave nel processo a carico di un fedele molto conosciuto nell'ambiente della Chiesa Madre di Gela e impegnato in numerose attività parrocchiali. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe avuto rapporti sessuali con un giovane, episodi che, stando alle contestazioni, si sarebbero verificati anche all'interno della chiesa in un periodo in cui il ragazzo non aveva ancora raggiunto la maggiore età. L'inchiesta prese avvio dalle dichiarazioni
dichiarazioni rese dal giovane, oggi parte civile nel procedimento. In aula hanno testimoniato il parroco e l'allora viceparroco della chiesa. Sarebbe stato proprio il viceparroco, insieme a una fedele impegnata nella gestione delle attività parrocchiali, a raccogliere per primo il racconto del giovane. Dalle testimonianze sarebbe inoltre emerso che il viceparroco informò il vescovo Rosario Gisana della vicenda, mentre il parroco avrebbe appreso dei fatti successivamente proprio dalla diocesi. L'esame dei testimoni si è svolto a porte chiuse, vista la delicatezza dei contenuti affrontati. La difesa dell'imputato intanto continua a respingere ogni accusa e parla di incongruenze nelle dichiarazioni della presunta vittima. Al centro dell'istruttoria anche il contenuto di alcune chat acquisite agli atti. Nelle prossime udienze sarà ascoltato lo stesso imputato, che dovrà fornire la propria versione dei fatti. Una vicenda che riporta ancora una volta l'attenzione sulla diocesi di Piazza Armerina, già profondamente segnata dalla recente condanna definitiva dell'ex sacerdote ennese Rugolo per abusi sessuali su minori, e resta aperto anche il procedimento per falsa testimonianza, che vede imputati il vescovo Rosario Gisana e il vicario giudiziale Vincenzo Murgano, accusati, secondo l'ipotesi della procura, di avere tentato di insabbiare il caso Rugolo. Parte da Catania e si estende in tutta Italia, Capaci di crescere. Il percorso promosso dalla Fondazione Ebbene è dedicato alla cultura della legalità. Oggi 12ª edizione, celebrata a Villa Fazio, con centinaia di studenti delle scuole di Librino, e questo è molto importante. Simona Mazzoni. Da sud a nord, Capaci di crescere è una rete contro le mafie che riunisce in un grande cartellone condiviso iniziative finalizzate a coltivare una cultura della legalità. Un appuntamento ormai consolidato da ben 12 edizioni che coinvolge ragazzi, associazioni, istituzioni e realtà del territorio. Qui a Villa Fazio una giornata dedicata a studenti e studentesse delle scuole ricadenti nel territorio di Librino. Per questo 2026 abbiamo scelto come tema proprio quello delle parole, perché vorremmo spiegare ai ragazzi che un contesto di legalità si costruisce anche attraverso un linguaggio di rispetto nei confronti dell'altro. Attraverso incontri, testimonianze, momenti di approfondimento e attività laboratoriali, il progetto evidenzia l'importanza della memoria e della lotta alle mafie in un luogo simbolo come Villa Fazio, un bene tolto alla mafia, sempre affollato di giovanissimi. Studio, gioco, faccio sport, faccio di tutto qui. Studio, gioco, faccio le donne capriole. Per sconfiggere la mafia si parte da loro, tra giochi e condivisione, svago e cultura. Una volta realizzato questo quadro, che fine farà? Allora, i quadri più belli verranno scelti e domani hanno detto che faranno una mostra. Che cosa state disegnando? Una bilancia. Perché proprio una bilancia? Perché è segno della giustizia. E poi spazio per giocare insieme. Chi vince? Io. Soprattutto io. Ho vinto io. Non è vero che ha vinto lui? No. Non dimenticando mai il vero valore della giornata. Tutti insieme per la legalità. Straordinari questi ragazzini, davvero. Sempre a Catania la polizia ha arrestato un pregiudicato che aveva utilizzato la casa della nonna per nascondere oltre 3 kg di droga nell'appartamento. Il frutto del cane Ares che state vedendo ha fatto scoprire il nascondiglio con le buste di cocaina, hashish e marijuana. Il pusher negli ultimi tempi andava molto spesso a trovare la nonna per prendere le dosi della droga da spacciare, e questo naturalmente ha messo sull'avviso le forze di polizia. Sosta selvaggia, errori di valutazione e rigorosi cespugli. A Catania le piste ciclabili sono molto spesso intransitabili. Tonino De Mana. Furgoni che scaricano merce a qualsiasi ora. Motorini, monopattini e persino enormi cespugli. Più che pista ciclabile sembra un vero e proprio percorso ad ostacoli per buona pace di chi puntava o confidava sulla mobilità sostenibile. Catania non è città per ciclisti, figuriamoci se gli amanti delle 2 ruote si avventurino in via Santa Sofia, tracciato tortuoso e ripido adatto agli scalatori. Come se non bastasse, la vegetazione spontanea sta invadendo la pista con piante di ogni tipo che ostacolano l'ipotetico transito delle biciclette. Cercasi ciclisti, per la verità non se ne vede l'ombra neanche in via Bergamo. La strada non consente. È proprio inutile, completamente inutile. È una pista ciclabile, però i ciclisti dove sono? Dove sono? A Catania. Catania non è una città per ciclisti, lei sa benissimo con tutte le salite che ci sono, non siamo in Emilia. A proposito di mobilità sostenibile, sembra funzionare la metropolitana a Cibali, ma questo residente mette in evidenza un altro paradosso. Non ci sono posteggi e anziché aumentare i posteggi, cosa fa il comune di Catania? Fa la pista ciclabile che non funziona completamente, non c'è spazio completamente, non la usa nessuno completamente per potersi
si prendono un po' di soldi del PNRR e di conseguenza diminuiscono ancora di più i posti del posseggio delle macchine per la metropolitana. Aspettiamo ore ed ore per vedere un ciclista, ma restiamo delusi. Di bici, da queste parti, c'è soltanto il disegno. A Catania, all'Istituto Tecnico Cannizzaro, corso di formazione di primo soccorso in collaborazione con il Rotary Club Catania Sud per la campagna A Scuola di Supereroi. Gli studenti si preparano al primo campionato scolastico di rianimazione polmonare. Vedete, è un'esercitazione questa qua. Acquisiscono così le competenze necessarie per diventare i primi soccorritori efficaci. Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole medie superiori di Catania, che come vedete si danno da fare molto bene. Ancora irrisolta la crisi idrica ad Agrigento, da giorni tante famiglie sono senza acqua e dopo il fermo delle autobotti private cresce la protesta dei cittadini esasperati, anche per una rete che ormai è colabrodo. Davide Sardo. Ad Agrigento e nei diversi comuni della provincia continua l'emergenza idrica. Ci sono famiglie che denunciano di non ricevere acqua da oltre una settimana. A peggiorare la situazione anche il blocco degli autobottisti privati dopo la stretta imposta da AICA, che chiede la regolarizzazione delle utenze e nuovi controlli sul servizio sostitutivo. Come si vive senza acqua? Non si vive bene. Io, guardi, sto arrivando fra 2 giorni all'asciutto completamente. Mi dico, loro ci devono dire qualcosa. Intanto la rete idrica continua a perdere acqua tra guasti e condotte vecchie, una situazione che alimenta rabbia e disagi, soprattutto nelle periferie e nelle zone non servite regolarmente dall'acquedotto. C'è chi pur di avere qualche litro d'acqua raggiunge la fontana di Bonamorone per riempire bidoni e taniche da portare a casa. Io vado con i bidoni a Bonamorone a riempirmi i bidoni di acqua, 2 bidoni, 3 bidoni ogni notte, perché io lavoro nella ristorazione, finisco a mezzanotte mi tocca salire da Agrigento, riempire i bidoni con l'acqua, scendere a casa, scaricare l'acqua, si può fare questa vita. Nel frattempo prefettura, comuni e AICA cercano soluzioni tampone, mettendo a disposizione anche autobotti comunali per garantire un servizio essenziale ai cittadini. Nei giorni del ricordo della strage mafiosa di Capaci, il cantautore bungaro dedica un brano a Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, morto insieme al giudice, alla magistrata Francesca Morvillo e agli altri agenti della scorta. È un racconto intimo e struggente, nato dall'incontro di Bungaro con la sorella di Montinaro. Servizio di Desiree Ferlito. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato. La voce di Antonio Montinaro arriva dal passato come un pugno nello stomaco, parole pronunciate poco prima di morire, diventate oggi il cuore di 23 maggio, la composizione di Bungaro dedicata al caposcorta di Giovanni Falcone, ucciso insieme al giudice, a Francesca Morvillo e agli uomini della scorta nella strage di Capaci. Una musica nata dal dolore, dalla memoria e da un'amicizia inattesa con Matilde Montinaro, sorella di Antonio, che a distanza di oltre 30 anni continua a custodire quella ferita, trasformandola in testimonianza. La tua, quella di Antonio Montinaro. Questa è la canzone scritta da Bungaro con Matilde Montinaro. Domani naturalmente le celebrazioni della strage, il ricordo della strage a Palermo e anche a Catania. Vi lascio al calcio dopo la pausa con il Catania che si prepara alla semifinale con l'Ascoli. State con noi. Calcio, sarà la febbre dell'attesa per Ascoli Catania, rossazzurri in partenza già oggi per le Marche, partita aperta nel pronostico. Toscano studia le mosse per fermare gli attaccanti bianconeri. Francesco Triolo. La partenza oggi anticipata, il Catania già in clima Ascoli, non poteva essere altrimenti dopo aver superato l'ostacolo Lecco e con all'orizzonte una doppia sfida d'altra categoria. C'è in palio il pass per la finale tra 2 squadre che hanno sperato di centrare la promozione in Serie B durante la stagione regolare.
più l'Ascoli che il Catania, a dire il vero, considerato che i bianconeri ci sono andati veramente vicino sino all'ultima giornata. È una squadra completa, la squadra di Tomei. Ha in Duffizzi il miglior marcatore con 13 reti più 9 assist e in Gori la spalla giusta, 12 gol e 6 assist. Numeri che fanno comprendere come i rossazzurri devono ritrovare la compattezza del reparto arretrato trafitto 3 volte mercoledì sera dal Lecco. Con l'Ascoli certi errori di distrazione o poca attenzione possono costare caro. Toscano ha già iniziato a preparare la sfida del Duca, deve verificare le condizioni fisiche di Donnarumma e Casasola, che comunque hanno evidenziato miglioramenti significativi. Le due squadre si sono già incontrate ad inizio stagione, era il precampionato, gambe ancora imballate, finire a 0-0 un'amichevole estiva dove già si intravedeva la qualità di entrambe. Si gioca alle 20 domenica sera, la prima ad Ascoli, mercoledì prossimo alle 21 al Massimino, con il fattore campo al ritorno da sfruttare. Non c'è più il vantaggio del doppio risultato e anche di questo occorre essere consapevoli. In caso di parità sono previsti supplementari e rigori. Al del Duca confermato il divieto di trasferta ad Ascoli per i tifosi rossazzurri, in ragione non solo di quanto accaduto a Lecco, ma anche di una rivalità di vecchia data. Il divieto di acquisto dei biglietti per la trasferta di Ascoli per i residenti a Catania e provincia, di cui avete sentito parlare nel servizio, rientra in un provvedimento più ampio che è arrivato direttamente dal Ministero dopo i fatti di Lecco e prevede le restrizioni per le trasferte ai residenti nella provincia etnea fino alla fine di gennaio del 2027, con conseguente chiusura del settore ospiti dei vari stadi che ospiteranno le partite del Catania, quindi divieto fino a gennaio 2027. Ed è ancora botta e risposta tra Palermo e Catanzaro dopo l'accesissima semifinale playoff, ma per il rosanero è tempo di voltare pagina, la ripartenza affidata nuovamente a Pippo Inzaghi. Marco Gullà. Palermo-Catanzaro non è ancora finita. A distanza di 2 giorni dal triplice fischio, le due società continuano a duellare a suon di comunicati stampa sulle responsabilità di quanto successo prima, durante e dopo la gara. Queste sono le foto di come la squadra calabrese ha ridotto gli spogliatoi del Barbera dopo i festeggiamenti per il raggiungimento della finale playoff. Secondo il Palermo, gli episodi, tra l'altro della tribuna, sarebbero stati prima provocati e poi innescati da ingiustificabili condotte di membri della famiglia del direttore sportivo Polito, circostanze che, sottolinea il club, sarebbero documentate da diverse testimonianze video già al vaglio delle autorità competenti e delle istituzioni sportive. Il Catanzaro invece dal canto suo replica sostenendo che i suoi calciatori sono stati intimiditi e aggrediti. Ma adesso per il Palermo sarà già tempo di voltare pagina, pensando alla ripartenza che sarà, a meno di colpi di scena, incentrata sempre su Pippo Inzaghi, che ha dichiarato apertamente di volere restare in rosanero. Inzaghi però vorrebbe determinate garanzie, ovvero rinforzi che possano permettere al Palermo di fare un ulteriore salto di qualità. Per il resto c'è ancora tempo, quel tempo che deve aiutare società e ambiente a far passare l'amarezza di rimanere in B ancora un altro anno. E noi intanto ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.